Buon compleanno Venezia! Come sindaca della città di Roma Capitale sono lieta di dare un messaggio di augurio alle istituzioni veneziane e a tutte le cittadine e i cittadini della Serenissima. Come la capitale e le altre città metropolitane d'Italia, Venezia è un tesoro da proteggere e un luogo simbolo di questo paese, su cui è fondamentale concentrare ogni energia a sua tutela e al contempo progettarne la ripartenza. Mi congratulo con voi per il messaggio stesso che la città dà all'Italia e al mondo, specie per la sfida di concretizzare tutto questo in un periodo così difficile. È un messaggio di valore e resilienza. La pandemia attuale ricorda i tanti shock che ciclicamente le nostre comunità hanno affrontato e in 1600 anni ce ne sono stati, uscendone sempre mutate e avviando nuove fasi. Questo periodo ci ha costretto ad affrontare enormi difficoltà contingenti, ma ci dà anche l'opportunità di progettare il nostro futuro, anche accelerando la risoluzione di criticità pregresse. Le nostre città sono nate e rinate da nuclei resilienti di umanità che hanno affrontato crisi e acquisito nuove consapevolezze. Il patrimonio storico, artistico e culturale di Venezia, che in questi giorni verrà celebrato, è lo straordinario segno della capacità umana di determinare il proprio futuro. E le istituzioni sono chiaramente chiamate a definirne le colonne portanti. Solo istituzioni vicine ai cittadini possono portare a una nuova fioritura. La sfida per noi è davvero grande. Abbiamo il dovere di governare un processo di cambiamento tenendo insieme ogni leva, dai servizi agli spazi pubblici, dall'innovazione alla sostenibilità, verso un obiettivo globale di ripresa. Ancora da parte mia e di tutti i rappresentanti della città di Roma Capitale il miglior augurio per la riuscita di ogni evento in programma.